Buonasera e buona domenica, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli del nostro giornale. In Sicilia prosegue la conta dei danni dopo il passaggio del ciclone di San Valentino. Nel Messinese e nella costa ionica del Catanese colpite le aziende florovivaistiche. Per molte di loro la stagione potrebbe già essere finita. I sindaci chiedono lo stato di calamità. A Niscemi recuperata da Inox la croce, simbolo di speranza e resistenza. Le operazioni condotte con un drone terrestre in dotazione al nucleo operativo centrale di sicurezza della Polizia di Stato, che ha effettuato anche il recupero di effetti personali in un'abitazione nella zona più a rischio. A Catania, nuova sparatoria nel rione San Giovanni Galermo, ferito un giovane pregiudicato. È il terzo agguato a colpi d'arma da fuoco in una settimana. A Palermo, nuova notte di presidio dell'assessore Ferrandelli allo Zen per impedire l'occupazione abusiva di una casa popolare. Nel quartiere la presenza mafiosa pesa ancora. A Catania, conclusi i festeggiamenti di Sant'Agata, è tempo di bilanci ma anche di provvedimenti. Il Comitato per la Legalità denuncia abusi, ritardi record e tensioni, multate le candelore. Calcio, nuova vittoria al Barbera per il Palermo, che continua a mettere pressione alle prime in classifica. Con l'Entella finisce 3-0, gol di Poyampalo, Ranocchi e Pierozzi. In Serie C, rossazzurri in lutto per la scomparsa di Orazio Russo, bandiera del Catania, che pareggia a Siracusa. Terza sconfitta consecutiva per il Trapani. Nella trasferta di Giuliano, Granata battuti per 3-1. E lo avete sentito dai nostri titoli in primo piano, ancora la conta dei danni dopo il passaggio del ciclone di San Valentino. Nel Messinese, nella costa ionica del Catanese, colpite le aziende florovivaistiche. Per molte di loro la stagione potrebbe già essere finita. Intanto è stato chiesto lo stato di calamità. Orazio Longo. Ancora una volta la conta dei danni dopo le mareggiate, il forte vento con punte fino a 100 km/h e le piogge che hanno colpito la Sicilia e il Messinese in particolare nella zona tirrenica, ma non solo, disagi anche nel Palermitano, nel Trapanese e nel Catanese. Il cosiddetto ciclone di San Valentino si è abbattuto sulla costa ionica, dove ad avere la peggio è stato il settore florovivaistico, con serre scoperchiate, alberi abbattuti e piante capovolte, immagini che da sole raccontano i numeri di un disastro economico. Per alcuni vivai la stagione potrebbe essere già finita. Il problema è che appunto il nostro settore, la vendita parte proprio a marzo, quindi se non vendi in quel periodo di marzo-aprile sarà un grossissimo problema, perché durante l'anno col florovivaismo è l'unico periodo della primavera in cui si vende. Quindi siamo un po' preoccupati per tutta la situazione. Molte aziende non vogliono neanche ripartire più con i lavori, con perdita quindi oltre che di produzione eccetera anche di posti di occupazione delle persone che attualmente si occupano dell'azienda. Chiesto da più parti lo stato di calamità. Abbiamo stabilito una linea da seguire che tutti insieme abbiamo concordato e che nelle prossime ore, non nei prossimi giorni, ma nelle prossime ore ce ne faremo istanti sia in Consiglio Comunale sia come Giunta Comunale, ma soprattutto coinvolgeremo quelle che sono le istituzioni a livello provinciale, regionale ma anche nazionale. E per le prossime ore attese ancora condizioni di instabilità che potrebbero portare venti forti con rinforzi di burrasca sui settori montuosi e mari mossi. Intanto sono a rischio circa 900 milioni di fondi del PNRR, comprese risorse non utilizzate per il dissesto idrogeologico. Da Roma il Ministero dell'Economia ferma i nuovi stanziamenti d'emergenza e chiede alla Regione stime più dettagliate, dubitando che i danni arrivino a 2 miliardi. Manlio Viola. È corsa contro il tempo in Sicilia per trasmettere al Ministero della Protezione Civile e soprattutto a quello dell'Economia e della Finanza una stima dettagliata dei danni del ciclone Henry nell'isola. Mercoledì prossimo infatti il Consiglio dei Ministri tornerà a parlare proprio di questa emergenza, ma per deliberare nuovi stanziamenti e provvedimenti chiede alle regioni stime dettagliate. Il primo documento arrivato dalla Sicilia parla di 2 miliardi di euro di danni dal Dipartimento delle Finanze, però il documento viene definito generico e sommario. Per procedere servono stime dettagliate,
voce per voce con prove documentali del danno. Il Ministero non lo dice chiaramente, ma traspare la convinzione di una sopravvalutazione. Da Palermo però si fa presente che stime dettagliate ora con le segnalazioni ai sopralluoghi in corso è difficile darne. Solo domani si completerà ad esempio la procedura per i danni agricoli. Si corre comunque per inviare un nuovo documento per tempo a Roma, sperando che il Consiglio dei Ministri deliberi anche la sospensione del pagamento delle tasse e dei contributi per i danneggiati dopo la moratoria delle bollette stabilita dall'autorità competente. Intanto scatta un altro allarme. In Sicilia ci sarebbero a rischio 910 milioni di euro di fondi del PNRR. I relativi progetti non ci sono o non arriveranno in porto per tempo, ma solo una parte di questi soldi sono allocati nel sistema del dissesto idrogeologico. L'idea è quella di dirottarli sull'emergenza ciclone e frana di Niscemi, ma forse solo circa 200 milioni di questo tesoretto potrebbero arrivare. Serve comunque una rapida interlocuzione con Roma e Bruxelles. Andiamo a Niscemi. Dopo giorni di paura e incertezza è stata recuperata la croce, uno dei simboli più forti della memoria collettiva degli abitanti. La croce era stata travolta dalla frana, è stata recuperata quasi intatta al termine di un'operazione complessa e ad alto rischio. Sentiamo Gerry Italia. È riemersa dal burrone quasi intatta la croce di Niscemi, travolta dalla frana che pochi giorni fa ha inghiottito la piazzetta su cui sorgeva, facendola precipitare nel vuoto. Un recupero difficile portato a termine nelle ultime ore grazie a un intervento congiunto del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. La croce era finita in un punto impervio tra pareti scoscese e detriti instabili, rendendo necessarie manovre delicate, attrezzature specialistiche e continue verifiche di sicurezza. Operazioni condotte in condizioni estreme con l'obiettivo di salvare un manufatto che per la comunità rappresenta molto più di un semplice simbolo religioso. A dare l'annuncio del recupero è stato il sindaco Massimiliano Conti con un messaggio sui social: Forza Niscemi. Dietro l'intervento anche una scelta fortemente simbolica, quella del capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Fabio Ciciliano, che ha disposto l'impiego di uomini e mezzi in un'operazione tanto complessa quanto carica di significato. Un gesto per continuare a dare speranza ai cittadini, aveva spiegato durante la sua recente visita in città. Adesso la croce sarà sottoposta a restauro e trasferita in un luogo sicuro, in attesa di una futura ricollocazione. Era stata collocata su quella piazzetta oggi scomparsa per ricordare la chiesa delle Sante Croci, distrutta dalla devastante frana del 1997. Un cerchio che si chiude tra ferite ancora aperte e la volontà di non dimenticare. E adesso la cronaca, nuova sparatoria a Catania, questa volta nel quartiere San Giovanni Galermo. La vittima è un 23enne che è stato ferito ad un braccio. Le sue condizioni dicono che è stabile, ma rimane sotto osservazione. Luca Ciliberti. A Catania si spara ancora, è il terzo evento accertato nell'ultima settimana. Stavolta la vittima è un 23enne che è ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale Garibaldi centro di Catania, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una ferita da arma da fuoco al braccio. Il giovane è stato trovato da alcuni passanti in via Fava a terra dopo essere caduto mentre era alla guida del suo scooter. Sembra che l'uomo sia rimasto per un po' di tempo sull'asfalto privo di sensi e in una pozza di sangue fino a quando non è intervenuto il personale del 118 e gli agenti della squadra delle volanti. Secondo una prima ricostruzione, la sparatoria sarebbe avvenuta nella notte proprio in via Capopassero, nel rione San Giovanni Galermo, al culmine di una lite per futili motivi. La zona è una florida piazza di spaccio. Sembra che contro il 23enne siano stati esplosi più colpi di pistola e uno solo lo abbia centrato mentre tentava la fuga a bordo del suo scooter. Sull'episodio sta indagando la squadra mobile della Questura di Catania. A Palermo, seconda notte di presidio dell'assessore Ferrandelli allo Zen per impedire l'occupazione abusiva di una casa popolare nel quartiere. La presenza mafiosa in generale pesa ancora. Manlio Viola. Seconda notte di presidio civico nel quartiere Zen di Palermo, un presidio messo in scena dall'assessore alla casa del comune Fabrizio Ferrandelli per impedire l'occupazione abusiva di un immobile popolare dal quale una famiglia è stata cacciata nei giorni scorsi con minacce e pressioni. Una casa riconsegnata al comune è in attesa di nuova assegnazione. 2 notti fa sono state tentate blande intimidazioni staccando ripetutamente la luce, ma il presidio non si è scoraggiato. Ieri è arrivato il sindaco, poi tanti volontari, l'assessore Carta, l'ex assessore Rosi
Pennino, il parroco che nelle scorse settimane ha visto per 2 volte sparare colpi d'arma da fuoco contro la chiesa. Oggi il clima sembra già avviato a cambiare. Il caffè di questa mattina a Ferrandelli e agli uomini e alle donne del presidio lo hanno portato i vicini di casa, un segnale importante per l'assessore che lo sottolinea con forza. Mi piace pensare che si possa iniziare un percorso di regolarizzazione dei processi, dimostrando che le regole convengono a tutti, se le rispettiamo, e che si possa venire fuori insieme dandoci la mano. Non un presidio contro il quartiere, ma per il quartiere è il messaggio che si vuole mandare. Le regole servono a tutti, il controllo sulle case deve tenerlo l'amministrazione pubblica, non il racket dell'abitazione. Oggi succede allo Zen, ma nelle scorse settimane è successo anche in altri quartieri. In un caso un immobile è stato devastato pur di impedirne la legittima assegnazione. Quell'immobile è stato ristrutturato e assegnato ugualmente. Allo Zen il presidio continuerà fino all'assegnazione della casa definitiva e probabilmente anche dopo, fino alla normalizzazione della situazione. E adesso andiamo a Catania perché dopo il crollo sul lungomare un'altra buca profonda si è aperta al tondicello della Playa. Ci dice tutto Tonino De Mana. Dal lungomare al tondicello della Playa è una Catania che sprofonda sotto i segni del tempo e perché no dell'indifferenza. Case fatiscenti su tutte quelle in via Grottamagna, strade e marciapiedi che collassano e si sbriciolano con squarci sul terreno che suonano come campanelli d'allarme. Diciamo subito che non può andare sempre bene. Basti osservare queste immagini per comprendere il pericolo e la grave situazione che si registra in via Maria Santissima Assunta alla Playa, non distante da piazza Caduti del Mare. Le dimensioni della voragine: lunghezza oltre 3 metri, larghezza quasi 2, profondità 15 metri, sì 15 metri, un salto nel vuoto che potrebbe non lasciare scampo. Da qui le paure dei residenti che vivono nel terrore, tenendo presente che in zona ci sono una scuola, una parrocchia, attività commerciali che passano anche numerosi turisti diretti al porto. Io dal mio balcone purtroppo vedo tutti i giorni persone che certe volte non se ne accorgono e gli faccio segnale con la mano di deviare questo punto qua. Cerchiamo di vedere questa situazione e di aggiustare la cosa il più presto possibile. Chiede interventi immediati il consigliere della prima municipalità, Buio. Chiederò una messa in sicurezza con le transenne immediata e una ricognizione di tutto il marciapiede. Che poi rincara la dose. Siamo al tondicello della Playa, non siamo a lungomare dove ha avuto l'attenzione mediatica, ci sta il ripristino, tutto quello che ha vissuto, ma qui è pure Catania. I residenti sono in ansia se qualcuno si fa male e adesso lo sono pure io. Non c'è tempo da perdere in nome e per conto della sicurezza. C'è un aggiornamento a proposito di questo servizio perché dopo la messa in onda nel pomeriggio l'area è stata transennata appunto per la sicurezza soprattutto dei pedoni. Restiamo a Catania, 5 parcheggiatori abusivi sono stati denunciati e 9 multati nel fine settimana. Nel corso di controlli nel centro storico per garantire la movida sicura sono state identificate 256 persone, controllati 132 veicoli, non sono stati registrati disordini nella zona dei locali notturni. E sempre a Catania, dopo l'ottava di Sant'Agata, è il momento dei bilanci ma anche dei provvedimenti. Sono state multate le candelore della Tichetta. Il Comitato per la Legalità denuncia abusi, ritardi record e tensioni. Eva Spampinato. La festa di Sant'Agata di quest'anno ha presentato vecchi ma anche preoccupanti nuovi problemi. Non solo devozione e tradizione, ma anche prepotenze, abusi, ritardi mai visti prima e una salatissima multa alle candelore della Tichetta. La festa di Sant'Agata finisce sotto accusa con un durissimo bilancio che arriva anche dal Comitato per la Legalità della festa. I vecchi problemi li conosciamo, i ceroni accesi, i braccieri accesi nonostante le ordinanze del sindaco. Quelli nuovi si riferiscono in particolare a 2 episodi. Una gara fra candelore di giorno, la mattina del 3, accanto alla processione ed infatti la ritardata con tifo da stadio per i vincitori della gara. La gara di resistenza tra le candelore e la Tichetta ha portato il Comitato dei Festeggiamenti a prendere un provvedimento nei confronti delle candelore dei pescivendoli e degli ortofrutticoli. Una importante sanzione economica e la sospensione per il prossimo anno per alcuni giorni. Un altro problema molto importante è la lentezza del fercolo, perché hanno tirato così lentamente, con il risultato che poi abbiamo visto che
il Fercolo è rientrato a Luna. Sotto osservazione anche il clima attorno all'arcivescovo Luigi Renna. Sta portando avanti una politica rinnovatrice estremamente importante, dichiarandosi contro la mafia e invitando i catanesi a comportarsi in maniera coerente con l'amore per Sant'Agata. Ecco, vorremmo che ci fosse chiarezza su questi punti. Adesso la politica regionale, il leader del movimento controcorrente Ismaele Lavardera lancia la sua candidatura alla presidenza della regione siciliana. Luca Ciliberti. Se oggi prendo la scelta che sto per annunciarvi è anche grazie a lei. Da oggi mi candido non solo a una posizione ma a una sfida ben più grande: cambiare la mentalità e ridare dignità a questa terra. Da oggi sono candidato presidente della regione. Non è tanto la fuga in avanti ampiamente immaginabile nel quadro della politica regionale siciliana, ma quello che dice Ismaele Lavardera, leader del movimento controcorrente, presentando la sua candidatura alla poltrona di presidente della regione siciliana per il dopo Schifani. La legislatura, che vi dico subito, non si chiuderà a scadenza naturale. L'accelerazione prevede che io ho avuto certezze da Roma che questa legislatura si chiuderà entro quest'anno e quindi bisogna prepararsi operativamente. Se gli altri non hanno questo feedback mi dispiace, bisogna prepararsi. In una convention partecipata a Palermo, il deputato regionale ha presentato contenuti e idee di programma ad un anno dalla nascita del suo movimento. Davanti ad elezioni anticipate, Lavardera troverebbe tutti i concorrenti spiazzati, impreparati e senza candidati pronti. Noi stiamo lanciando una sfida alla vecchia classe politica. Non ci credeva nessuno, lo ribadisco, a distanza di un anno siamo il primo partito dell'opposizione e il secondo partito. Scomposta la reazione delle opposizioni del Campolargo, steccato naturale che avrebbe dovuto accogliere il movimento di Lavardera. Il PD, attraverso le parole del segretario regionale Barbagallo, parla di controsenso perché Controcorrente ha abbandonato il tavolo di confronto la settimana scorsa per poi chiedere il supporto alla sua candidatura di tutte le forze del centrosinistra. Trancianti il Movimento 5 Stelle siciliano, il modello dell'uomo solo contro tutti non funziona e noi lo abbiamo visto. Si va veloci, ma non si può vincere. Oltre 100.000 tulipani nel cuore di Ortigia, Siracusa, per un fine settimana all'insegna del verde. Lo vediamo nel servizio di Francesca Loi. Assaggiare, vedere tutti i fiori, una cosa bella, piacevole, sta in compagnia. È un'esperienza bella, è uno dei nostri fiori preferiti, quindi trovarli in piazza vicino al Duomo è veramente incredibile. È una bella iniziativa, soprattutto perché quando arriviamo respiriamo proprio l'aria dei fiori. I tulipani ai piedi del Duomo. Questo weekend Piazza Minerva a Siracusa ne è stracolma. Un vero tripudio di colori. Sì, certamente, anche perché è una cosa nuova mai vista finora fin qua, se non a Caltagirone. Un'emozione incredibile, bellissimo. La prima volta a Siracusa. Grazie. Migliaia e migliaia di fiori che, se non ci si guarda intorno, danno l'illusione di essere in Olanda. Bello è che comunque anche stimola il contatto con la natura e comunque è un qualcosa di innovativo. Bella iniziativa, e i tulipani sono dei fiori veramente difficili da trovare in Sicilia. La mattina non è molto clemente, non è stata molto clemente, però è una bella iniziativa, molti colori, molte persone, siamo contenti di essere qui. Così si può passeggiare tra la natura nel pieno centro storico, tra la cattedrale e il palazzo di città. Un'occasione anche per raccogliere questi fiori, che se tenuti bene hanno una lunga durata. 100.000 tulipani da raccogliere e portare direttamente a casa. Quello che vogliamo trasmettere è la cultura dei fiori che negli ultimi anni si sta anche perdendo. È la prima volta che una piazza di Ortigia si trasforma in una distesa di tulipani. La novità sta catturando tutti, residenti e turisti, e quindi non è difficile immaginare che tutto ciò in futuro possa essere replicato. Ci fermiamo per una pausa, tra poco vediamo com'è andata l'ultima giornata di campionato delle siciliane di Serie B e C. A tra poco. Seconda parte del nostro giornale, ancora ben trovati. Adesso il calcio, partiamo dalla Serie B. Il Palermo continua a vincere e a mettere pressione alle prime in classifica. Ieri al Barbera la netta vittoria sull'Entella per 3-0. Marco Gulla.
3 gol per mandare un ulteriore segnale al campionato. Il Palermo batte agevolmente 3-0 l'Entella al Barbera, poi Ampalo prima, poi Ranocchia e Pierozzi nella ripresa stendono una squadra che ha comunque lottato e sfiorato il gol in un paio di circostanze. Ma il Palermo ha mostrato i muscoli e portato a casa una vittoria che fa salire a 13 i risultati utili consecutivi. Sono contento anche in una giornata speciale, insomma penso che visto l'amore che i palermitani danno alla loro squadra, oggi nel giorno di San Valentino dedicargli questa vittoria sia stato molto importante, difficile, il risultato è ampio ma è stata una gara complicata come tutte in Serie B. Ho letto che abbiamo un calendario facile, questo è l'errore più grande che possiamo fare, di facile non c'è niente, in Serie B l'abbiamo visto anche oggi. Però insomma diamo continuità ai nostri risultati. Palermo che ha anche ritrovato il miglior Ranocchia, ieri autore di un gol decisamente rocambolesco come vediamo, ma sempre più cuore pulsante della squadra. Una gara fondamentale per il nostro percorso, per mantenere la striscia di imbattibilità e la nostra striscia positiva in casa. Era veramente fondamentale, non scontata questa vittoria, perché comunque l'Entella è una squadra in salute e qualsiasi partita in Serie B è sempre comunque difficile da affrontare, ma siamo stati bravi a trovare 2 gol e poi chiuderla nel secondo tempo. Rosanero che torneranno ad allenarsi domani in vista del match di sabato al Barbera contro il Sud Tirolo. In Serie C il Catania pareggia a Siracusa, Di Paolo replica ad Ausilio in un match che finisce 1-1. Il nostro inviato Marco Carli. La notizia peggiore era nell'aria e nell'intervallo della partita viene comunicata anche dal club. Orazio Russo non c'è più, uomo per bene, grande professionista e bandiera rossazzurra, giocatore, tecnico e poi ottimo dirigente responsabile del settore giovanile. A fine gara non parla nessuno del Catania in segno di lutto. Sul campo gli etnei pareggiano con il Siracusa. 30 minuti molto tattici, senza occasioni di rilievo, ma alla prima possibilità concreta il Catania colpisce, D'Ausilio recupera la palla, Bruzzaniti si allunga sulla sinistra e crossa, Casasola dalla parte opposta indirizza di testa verso l'angolo a destra di Farroni che può solo ribattere. Sul pallone arriva come un falco D'Ausilio che mette in rete 0-1. Con un'azione simile il Catania va ancora in gol, ma Pieraccini servito da Bruzzaniti secondo l'arbitro in fuorigioco è una decisione che lascia molti dubbi. Il secondo tempo comincia dopo la comunicazione da parte del club etneo della scomparsa di Orazio Russo. Nei minuti iniziali arriva il pari del Siracusa. Arditi imbecca in area Di Paolo che in precario equilibrio riesce lo stesso a deviare in rete per l'1-1. Il gol galvanizza i padroni di casa che vanno ancora al tiro con Arditi. Dini non si fa sorprendere. Il Catania non ci sta e su colpo di testa di Caturano costringe Farrone al grande intervento. In avvio di recupero, 7 minuti, D'Ausilio ha una grande occasione dopo la girata mancata di Lorfini, ma è bravissimo Farroni. Le panchine chiedono l'intervento dell'FVS per 2 episodi in area di rigore, protagonisti Casasola da una parte e Gudelevicius dall'altra, ma l'arbitro dopo revisione non ravvede gli estremi per intervenire. Dopo la decisione seguente alla richiesta retusea, Turati viene espulso per proteste. Finisce 1-1, ottima prestazione del Siracusa, il Catania continua a ritmo lento, 2 punti in 3 partite e non approfitta dello stop del Benevento con il Latina. Terza sconfitta consecutiva per il Trapani nella trasferta di Giuliano. I Granata vengono battuti per 3-1. Franco Cammarasano. Se non è crisi poco ci manca, 3 sconfitte di fila nelle ultime 3 partite con 9 gol subiti e appena una segnata. Anche in casa del Giuliano, ultima in classifica e adesso a un solo punto dai Granata, il Trapani ha confermato tutta la fragilità del complesso uscito fuori dal mercato di gennaio. Eppure i Granata alla prima occasione su un angolo calciato al 10° da Ortisi erano passati in vantaggio su una conclusione di testa di Motok, chiudendosi poi a difesa del risultato. Appena iniziata la ripresa però il Giuliano ha cinto d'assedio la squadra di Aronica dopo 2 salvataggi di Galeotti su De Rose al 48° e al 53°. Al 73° i padroni di casa pervenivano al pareggio con Murilo che approfittava di un liscio di Motok per presentarsi solo davanti a Galeotti. Partita a tratti anche nervosa e difese ballerine. Il Trapani avrebbe potuto approfittarne con forte all'88° e al 90°, ma in entrambi i casi l'attaccante ha mostrato tutti i suoi limiti facendosi neutralizzare le conclusioni dal greco. Al 94° l'imprendibile Volpe crossava per la testa della corrente Davino che portava in vantaggio il Giuliano, mentre al 96° Balde fissava il punteggio finale sul 3-1.
Ci fermiamo per un'altra pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Prima di chiudere c'è una notizia: un cadavere è stato avvistato nelle acque di fronte al lungomare di Marsala. Le operazioni di recupero del corpo da parte della Capitaneria di Porto sono state difficili a causa delle cattive condizioni del mare. Il corpo ha un giubbotto salvagente. Negli ultimi giorni altri cadaveri, probabilmente di migranti, sono stati recuperati davanti alle coste di Trapani e Pantelleria. Ci fermiamo con questa notizia, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata e una buona domenica.